Tu tu. Tu tu tu. Tu tu. Tu tu tu. Tu tu. Che è successo? Mi sta a cascare roba, mi sta a cascare. No, dunque, ieri siamo stati a Milano. Sì. Sabato fummo a Roma? Sì. Ma secondo voi oggi dove si dovrebbe essere? Bravi, a Torino, e per forza. E per prima cosa, visto che questa è la trilogia del campionato, no? Di calcio, che noi cerchiamo di sfruttare nei suoi lati più meandrici. Ti piace meandrici? L'ho inventato io. Viene da meandri, poi magari esiste meandrico. Va bene. No, sì, ieri abbiamo parlato del povero Ronaldo a Milano, abbiamo cercato di fare una colletta, qualche soldo dalla signora un pochino adenoidale, l'abbiamo raccattato, ma oggi invece vorrei salutare anche i vincitori, e quindi telefono chiaramente direttamente a Giovanni Agnelli. Che ci posso fare? Io lo chiamo in diretta, ragazzi. Sì, assolutamente, ma scherziamo davvero. Sì. C'ho il numero. Sì. Ma l'ho fatto? Ah, ecco. Speriamo che ci sia, sai, lui ha sempre molto da fare, l'avvocato, si sa, ha sempre molte cose da tirare su, insomma, sai. No, che cosa avete capito? Insomma, le sue aziende, le sue industrie, cosa avete capito? Tirare su, ma sempre maligni siete, vero? Guarda, qui non c'è. Madonna, ragazzi, vedi, lo sapevo, è che Agnelli è anche senatore, voglio dire, proprio. Ho un altro numero, perché sai, lui c'ha parecchi numeri, sì, adesso andiamo e quindi, sì, certo. Bene, facciamo anche quest'altro numero del grande imprenditore, del senatore, insomma, tutto, presidente di ogni cosa. Che c'è? L'utente non è abilitato. Ecco, lo sapevo, non è più abilitato nemmeno lui. Va bene, d'accordo, per carità di Dio. C'ho anche un altro numero, certo. Beh, io ci provo, io che volete fare? Io ci provo, sai, mi hanno dato i numeri e sì, ecco fatto. Ecco, sì. Beh, vediamo se in questo caso sono un po' emozionato nel dover parlare con un personaggio così importante, ma tanto non risponde. No, non risponde. Vabbè, d'accordo, per carità di Dio. Ho un altro numero. Sai, lui ha molti numeri e io demordo poco, capito? Demordo veramente poco. Nella vita, Dio, insomma, qualche morsicino si dà, eh? Beh, dunque, ecco, sì. Vediamo qui, Beh, io il numero l'ho già fatto, Io l'ho fatto. Giuro spergiuro con quel che segue. Va bene, rifacciamolo perché, insomma, se no qui gli Agnelli mi finiscono i numeri di Giovanni Agnelli, capito? Ecco, vediamo un po' adesso. Ecco. È lui, me lo sento. Vediamo se. Pronto? Buongiorno, vorrei parlare con Giovanni, per favore. Un momentino che c'ho la televisione alta, no? È lei? È lei? Un momentino, c'ho Sì, la televisione non lo alta. riconoscevo, non c'è più nemmeno la remoscia al telefono, ha visto? Sì, sentiamo. Pronto? Pronto, signor Giovanni? Chi parla? Sì, no, aspetta, io mi volevo complimentare vivissimamente. Ah, ma aspetti, lei ha sbagliato. No, come? Non sono Giovanni Agnelli della No, lei è Giovanni Agnelli? Lei no. è o non è Giovanni Agnelli? Senta, lei è un toscano? Sì, io sono toscano, però tifo per la Juventus, e io sono stato... Di dove è? Io, sono di Lido di Camaiore. Lido di Camaiore? Sì. Io sono della provincia di Grosseto, ma non so Giovanni. Senti là, Mi chiamo Giovanni, lo sente e parlo toscano. Sì, davvero. E allora non è possibile. Ma lei non c'ha nemmeno l'R moscia. Eh? Lei non ha nemmeno l'R moscia.
No, io non so Giovanni Agnelli della Fiat. E che ci fa a Torino, scusi, con quel nome lì? Ma cosa ci fa a Torino con quel nome lì? A Grosseto? A Grosseto? A Follonica, anzi. È di Follonica? Sì. Madonna, la conosco come le mie tasche vote, guardi, Follonica. Il Piper, io andavo in campeggio, il Piper. Il Piper, porca miseria, mi faceva sempre fare le pipeli, Il Gabbiano? Il Gabbiano sempre ritto costantemente. Ecco, allora vede che io non so Giovanni Agnelli. No, è vero, è vero. So Giovanni Agnelli, ma non della Fiat. Lei farebbe cambio? Lei farebbe cambio? No. Perché? No, sto bene come so io. Ma perché lei è Giovanni Agnelli, però bene, ha molti soldi in meno, cioè non c'è confronto, allora, no? Senta, lei è di Lido di Camaiore. Sì, Lido di Camaiore, sì, mi è venuto così. Mi è venuto di questo. Mi dica. Sì. Lei farebbe a cambio se fosse nel nipote con Giovanni Agnelli? Io no perché è troppo vecchio, è malandato. Ma a parte vecchio. Insomma, è solo per quello. Vecchio, non può uscire di casa che ci deve avere la scorta. E cos'è? Libertà quella? È vero, deve avere la scorza. Sì, è vero. Comunque sia, senta, volevo congratularti per lo scudetto della Juve. Sì, lei che dice? Anche lei sarà mia... Vabbè, anch'io so della Juve. Perché magari è del Torino oppure va bene. No, so della Juve anch'io. Ah, bene, allora uno che si chiama Giovanni Agnelli. Senta, ma ha sbagliato la persona. Senta, lei è sicuro? Perché io so che Giovanni Agnelli, l'avvocato, fa veramente a volte anche degli scherzi, è scherzoso, dice non sono io, ma è sicuro di non esserlo? Dica la verità, su. Lo giuro, non sono Giovanni Agnelli. Su che cosa me lo giura, via? Me lo giuri su qualcosa vicino a Follonica, me lo giuri su Torre Mozza. E Dio su Torre Mozza, me lo giuri su Torre Mozza. Lo giuro su Cala Violina. Su Cala Violina? Su Cala Martina e su Cala Felice. Sì, su Cala Tilebrache. Arrivederci. È bello essere toscani, ma che fa laggiù? Torni in Toscana? Purtroppo. Ma come mai ha sposato una torinese? No, ho sposato una di Volterra. Di Volterra? Però sono rimasto vedovo. Ah sì? Sì. Ah, è morta, poverina. Sì, e allora... Allora? E siccome c'è un figliolo qui... Ah, un figliolo però nato in Toscana anche lui? No, è stato... Sì, è nato in Torino. È nato in Torino? Sì. Ah, proprio in Torino. Ma scusi, allora voi vi siete trasferiti molto tempo fa? Siamo trasferiti dalla Germania. Dalla Germania addirittura, avete fatto un rimbalzo tipo biliardo, insomma. No, io ero in Germania con la moglie. Ah, lei... Quando poi praticamente è stato concepito in Germania. Sì. E poi siamo venuti a Torino. E tra parentesi ho lavorato 21 anni in Fiat, perciò... Senti là, davvero? Sì, e quando lavorava in Fiat chiamandosi Giovanni Agnelli la prendevano in giro? No. Proprio in giro, no? Ma insomma... Qualcuno mi invidiava anche. Senta una cosa, ma l'invidiava, perché? Ma perché? 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 Per il nome? Sì. Ah, figuriamoci, vorrei fare altro. Mi dovrebbe anche aver visto, perché ogni tanto mi facevano vedere per televisione, sulla stampa, eccolo. Su Famiglia Cristiana. Ma sì, l'ho letto su Famiglia Cristiana. Sì, poi sa quando hanno parlato di lei? Sì. Su Radio Maria. Forse lei non lo sa. Lei non lo sa. Bravo. Lo sapeva? Sì. Accidenti. Sì, ma hanno messo per televisione su Famiglia Cristiana. Io ho sentito, siccome io sono un grande ascoltatore di Radio Maria, ho sentito che parlavano di lei, di questo sosia, cioè nel periodo della omonimo, nel periodo della cassa integrazione. Sì, ma l'hanno messo su tutti i giornali. Su tutti i giornali, ecco, mi ricorda cosa faccia, ecco chi è lei, sì, ha una faccia un po' così. Allora vede che non sono Giovanni Agnelli, quello della Fiat? Ma forse è più importante, guardi. E posso dire una cosa? Lei sarà anche più giovane, Giovanni Agnelli? Non di tanto. Non di tanto? La voce ce l'ho giovane. Però ecco, come dire, secondo me quello lì insomma è ridotto un po' male, cammina col bastone. Abbastanza. Lei invece la sento bello forte ancora. Sì. Quindi sono tutto pimpante. Tutto pipe, tutto pimpante. Sì. Magari ancora dei rapporti sessuali anche. Porca miseria. Sì, alla grande. Con donne diverse oppure si è rifatto una vita con la donna nuova? No, ossia. Sarei dietro ora. Com'è? Sarei sulla strada adesso. Ah, di mettersi con una fissa? Sì. Una bella donna. Ah sì? Mora. Bella. Con degli occhi bellissimi. Di 50 anni?
No, più giovanissima è. Qua? 35enne. Senti là, non è italiana? È italiana? Non è italiana. Non è italiana, questo l'ho capito subito. Perché questa, insomma, di dov'è? Provi a indovinare. Non è scura di pelle. Non è scura di pelle? Ha uno sguardo magnifico. È brasiliana? È una nordafricana? Siamo lì vicino. Siamo lì vicino. Ma è bellissima, dolce. Dolce, servizievole. Servizievole. Guardi. Fedele. No, davvero è bellissima, c'ha delle labbra da invidiare. Senti là, E come mai si è messa con lei questa ragazza? Ma come? Ancora no, siamo sulla strada adesso. Cioè sulla strada, nel senso che l'ha trovata sulla strada? Siamo sulla strada, siamo in complotto, come si dice in toscano? Come in complotto? Il complotto è una cosa brutta, state insomma parlandone. Sì, ora fino lì ci siamo. Sì, insomma ne state... Ma è bella, Sì, ma... perlomeno per me è bellissima. Signor Giovanni Agnelli, ma parlandone, c'è scappato anche qualche rapportino, voglio dire, no? Come? C'è scappato anche qualche trombata, insomma, via. C'è qualcuno, è qui vicino a me che ascolta, boh. Ah sì? Ma come si chiama? Shamira? Fatiha. Com'è? Fatiha. Ah, la fica, me la passi? Fatiha. La Cartica? Cartica? No. Si è messo con Cartica? No. Non ci confondiamo. Perché Giovanni Agnelli vorrebbe anche mettersi con Cartica, c'ha tanti soldi. Fatiha. La fica? No, io non ne scherzo. Io ho capito la fica, scusi, ma in fondo... Allora... Sì. Gli faccio sentire la voce? Sì, certo. Fatica, parla. Fatica. Pronto? Fatica, dico bene? Fatica? Sì. Fatica. Come ti trovi con Giovanni? È bravo? Allora, è vero. Sì, ho sentito. Quindi ne state parlando tutti i giorni fitto e mentre parlate se la porta anche a letto, No, a letto non la porto ancora. Non ancora? No. Non c'è stato niente ancora? Ma... qualche bacetto in faccia e basta. In faccia? Ma come mai? Ma non si può abbordare la gente così di brutto. Senta, ma lei quanti anni ha, signor Giovanni? Non lo dico. Ma ci avrà i suoi 60, Sono in pensione da 10 anni. 70? 70? Sì. Ecco, 70 con una di 35, complimenti Grazie. A lei. Ma ecco, come mai? La porto in Toscana, Sì, portamela da me. Cioè... no, caro. Ascolta, ci diamo del tu. Certo, diamoci tu, siamo due toscani fuori sede. Appunto. Volevo dire, appunto, dicevo, ma questa... a parte gli scherzi. Sì, a parte gli scherzi, complimenti. Sì, no, è una bellissima donna. Somiglia un po' a Fef. No. A Fef, è presente a Fef? Non lo so. Quella che sta con Tronchetti Provera, no. Diciamo, ma di dov'è questa ragazza? Fatiha. Di dove è Fatiha? Marocco, ma è... Marocco, dicevo. Parla proprio bene l'italiano. Sì, non importa, ma quello poi lo impara. Da quanto tempo? È bellissima. È bellissima, da quanto tempo arriva? È dolce. La porto ora a Follonia, al principio del mese la porterò a Follonia. A casa, laggiù, a vedere i miei posti. Perché c'hai dei parenti laggiù? Io ho un allogetto giù a Gavorrano. Ah, Gavorrano, è bellino, Lo conosci Gavorrano? Certo, conosco Gavorrano. Ecco, io sono un alloggetto lì. Sì, bene, un alloggetto, la porti lì. C'ho la barca lì alla... come si chiama lì? Dove fanno il porto ora? Dove fanno il porto ora? Lo fanno a Follonia, lì. A Follonia, sì. Sotto Piombino, però. Sì, insomma. Sotto Scarlino. Sì, è Scardino, bravo. E quindi praticamente la porti lì, le fai vedere un po' di mare, lei è tutta contenta. Senti, ma da quanto tempo è arrivata in Italia questa ragazza? Da quanto? Mi pare 9 mesi. 9 mesi, no? Ma da sola è arrivata? 9 mesi, no, ecco, la sorella e con lo zio, no. Senti, ma la sorella com'è? La sorella com'è? È bellissima. È più giovane? Ha 23 anni. Azzo, senti. Ma è già come un'indossatrice ma cazzo. Lo giuro, ne? Sì, ne. Allora, non è scherzo, io non ne scherzo. No, dico, ma visto che c'è la sorella, io sarei anche disponibile, sai, mi sono liberato ora, ultimamente sono libero. Cioè, io non ne scherzo, ne? Nemmeno io ne. È una bella. Allora perché non hai preso la sorella? Perché non hai preso la sorella che è più giovane? 23 anni, cazzarola. È troppo giovane?
Dio, fame. Appunto. Senti, ma voglio dire, questa sorella è libera? Questa alta, bella. Sarebbe anche libera. Sì. No, davvero, sarebbe anche libera. Sarebbe. Ma sì. Te, ma è bella, ma... Non per scherzo. Sì. Quanto è alta la tua sorella? Quanto è alta? Quanto è alta? Alta. È alta... Chiediglielo in francese. Sarà 1,75 m. Mica male, magra, proprio in linea. Non passo felpato, ma bella. Ma fa la modella? Sì, non fa la modella, ma potrebbe fare la modella. Sinceramente, fa la budella. Non è scherzo io. Sì, dimmi. Perché quando passa che viene a trovare la sorella o vengono tutte e due, sì, e si girano tutti, ci credo. Non c'è problemi lì. Ma hai pensato di fartele tutte e due? No. Ce la fai, ora? L'età... porto rispetto anche alla gente, Sì, insomma, fino a un certo punto la figa è figa. Ora, finché si scherza. No, vabbè, una si chiama Fatiha. Una Fatiha. Che poi, voglio dire, in Toscana va benissimo, Fatiha, è proprio quasi un toscano. Più che altro a Napoli va bene Fatiha. Sì, non faticare tanto. E l'altra si chiama? Nadia. Un nome più dell'est. Il nome è bello e quanto è bella lei, però preferisco Fatiha io. Vabbè, non ti preoccupare, io piglio l'altra, non c'è problema. Ma guarda, io se mi lasci il numero di telefono ti faccio telefonare da lei. Volentieri, guarda. Va bene? Va bene. Telefono, sì, prendi il numero di telefono. Un momentino, davvero. Sì, dai. Ma allora io non ne scherzo, No, nemmeno io, anzi. Allora, fa una cosa. Io mi chiamo Giovanni Agnelli. Giovanni Agnelli, lo so, Giovanni Agnelli. Lo sai, no? Dai, ho telefonato apposta. Il nome tuo. Il nome mio? Sì. Io sono Giuseppe Fatini. Giuseppe Fatini. Un momentino che sta squillando il telefonino. Sì. Senti là. No, un momentino, Sì, prego. Ciao. No, ma allora lei è andata via. No, tu rispondi al cellulare, vai. Ascoltami. Ma lì c'è anche la sorella? No, è andata lei a rispondere al cellulare. Fatiha. Fatiha, sì. Ma Nadia c'è Nadia, lì? siccome lavora, prepara i pasti per i bambini della scuola. Che brava. E alle 2 smette, sì, prende il pullman, viene a casa e abita quasi vicino a me. Senti là. Ma abita sola? Sì, abita sola. Ho capito. Ma anche lei cerca una sistemazione in Italia, infatti, immagino. No, ma davvero, aspetta. Allora io non la mettiamo sullo scherzo ora, perché non. Ma quale scherzo? Io c'ho uno scherzo qui fra le gambe, tu sapessi che non si scherza, no? No, volevo dire che qui con Nadia Fatiha la fatica la lascia a te, mio figlio. Non è che c'è da faticare tanto, No, ma no. Dipende. Perché se tu hai 70 anni. Con due belle donne così, io non lo so se c'è da faticare. C'è da faticare, sì, altro è. No, io ho la mia età, per l'amor di Dio. Sì, ma insomma ti si rizza ancora. Ti si rizza? Ci voglio vedere. Ma mi ha bisogno di Viagra te? No, non ho proprio bisogno di niente, ho bisogno solo che quando viene qui, un giorno sì, un giorno no, ho bisogno che venga più che altro. Allora prima mi ha detto solo bacini sul viso, invece... ma perché c'era lei vicino, dai. Ecco, parliamoci chiaro, giorno sì, un giorno no, tu vieni anche te. No, aspetta, era più vicino che ascoltava il telefono. Tu sei di nulla, mamma mia, Giovanni Agnelli l'avrebbe mai detto che fosse così. Guarda, lo sai che in questo momento se ci potessero sentire le persone tutte vorrebbero Nadia e forse ti vorrebbero portare via anche Fatia. Se portano via me è un conto, portano via lei, siccome io me la voglio sposare. Sposare? Ascolta Giovanni. Giovanni, ma sei sicuro? Sicuro, già. Senti, ma non ti sei chiesto perché una ragazza bella che viene giovane, viene in Italia così, perché deve sposare un uomo di una certa età? Dai attento Giovanni, fanno un calcolo. Guarda, te lo dico perché conosco anche delle persone. No, ascolta, io ho 4 alloggi. Sì, No, la casa in montagna, una Asti. È quasi come la mia idea. Sì, però c'ho un figliolo io. E allora? Io gli posso lasciare la casa in montagna e basta. Ma il figliolo, scusa, perché non se la piglia lui la ragazza? Lui è sposato. Sono cazzi sua. C'ha la moglie italiana. È sposato, io
io so vedo da stai attento, perché queste sono brave, buone, anche servizievoli e anche fedeli magari, no? Sì. Ti danno tutto, per carità, sono femmine ancora rispetto alle italiane, più delle nostre, sia ben chiaro, però attenzione, perché loro si vogliono sistemare. Sì, ma a me non mi mangia niente, Sei sicuro? No, sicurissimo. Separazione dei peni? Mi raccomando. Ehi, questo è qui. Hai capito? Non fare il bischero. Ma ho già segnato tutto a mio figlio, dai. Sì, figlio, va bene. Io ho già segnato. Sai cosa gli rimane di me? Sì. La pensione. La pensione? Quello alla moglie per forza. La reversibilità. Quella va direttamente alla moglie. Basta, finite, solo quello lì. Perciò non penso sia il minimo che uno possa lasciare, perché non ne puoi fare a meno. Senti, sì, ma la fatica si fa trombare tranquillamente, insomma, no? Ci manca ora, davvero c'era lei vicino, dai. Sì, ora invece, non potevo parlare. Questo bisogna dirlo. Perché sì. Come ha sentito, è venuta vicino al telefono ad ascoltare chi era. Sì. Tra parentesi, è anche gelosa, allora... È gelosa? È gelosa di te? Ma te devi essere un bell'uomo, eh? Come sei? Messo bene, alto, come sei? Non è bello perché è bello, Ah, ho capito, fai schifo. Ma penso è sempre stato così. Vabbè, che non fa cagare, però sai, la fatica ha detto io che sto a faticare, quindi mi trovo un omino in Italia, giustamente, ha trovato te. No, ma io sarei più interessato a guarda che io non c'ho niente c'ho tutto da guadagnare e niente da rimettere, forse... No, che vuoi rimettere? Te ti trombi, perché una bella donna. Tutta la roba che ho l'ho segnata a mio figlio già. Sì, certo. Solo che la pensione non gliela posso segnare, perché quando crepo io per forza la versibilità va a lei. E vorresti avere anche un figlio da questa donna? No. No? No. No, so che si complica la vita, No, perché allora il discorso cambia un po' tutto. Sì, cambia tutto. No, a parte tutto, figli niente. Senti Giovanni, io ho avuto molto piacere di parlare con te. Tra l'altro ho avuto piacere di parlare con te. Sì. Io però ti vorrei chiedere una cosa. Posso chiedere una cosa? Dimmi. Io per te sono un perfetto sconosciuto, giusto? Sì. Sei uno che ti ha telefonato, sapevo benissimo che tu non eri quel Giovanni Agnelli. Ah, lo sapevi? Certo, ho trovato sull'elenco. Allora, cosa vuoi che lui sia sull'elenco? Dai, sapevo benissimo, era così. Per prendermi per culo. No, ma perché il tuo culo non mi interessa, casomai il culo di Fatica o quello di Nadia. Quello di Fatica ci penso io. Vabbè, io penso a quello di Nadia, come ce l'ha? Grosso o piccolo? Bellissimo, Madonna, guarda. Ragazzi. Se la vedi in costume ti fa impazzire. Sì, io qui ci potrei mettere la bandiera. C'ho un'asta da bandiera in questo momento. Senti, ti volevo dire, mi svento la rognosa. Senti una cosa, sì, però e basta, che ti devo dire? Ti ho telefonato così, ho scoperto una realtà che io non direi però a Famiglia Cristiana, Io queste cose a Radio Maria e a Famiglia Cristiana non gliele direi. Ascoltami, no. Fossi in te, da retta a me. Quando sono nato in Famiglia Cristiana è venuto Costanzo a casa mia. È venuto Costanzo? Hai capito il discorso? Ho capito. Ma allora non ce l'avevi la Fatica? Ma no, avevo la moglie allora. Ah, sì, beh. Insomma, ma si parla di diversi anni fa. Si parla già di 16 anni fa. 16 anni fa, sì. Ora si lavora e si fatica per il pane e per la fica. Bravo, ciao. Insomma, hai visto? Sentite i Giovanni, I Giovanni Agnelli, ragazzi, Madonna, che storie, C'è questa Nadia però, secondo me, Madonna, gli ascoltatori a quel punto lì hanno cominciato a telefonare, vedevo squillare telefono da tutte le parti. Allora, 1,75, a parte che io ne conosco di più alte, ma insomma, voglio dire, tutti via, un bel culo, 23 anni, senti là, insomma, il Giovannino si è sistemato, capito? Allora, vabbè. Via, su, forza, andiamo avanti. La seconda parte del sondaggio col vostro caro Lo Giamaro, amato, odiato, umano e disumano amico G, che va, come dire, a scovare le situazioni più incredibili o forse anche più normali, se vogliamo, oggi come oggi. Oggi siamo nella zona di Torino dove sappiamo ci sono molte magie. Torino è la città magica d'Italia,
ci sono molti cartomanti, non beccata una l'ho beccata, volevo, ma perché no, chiamarla, sì, vai, no, vediamo se risponde, vediamo un po', sì, cartomanzia, magia, mamma mia. Sì. Per appuntamento o informazioni, sapevo io. Telefonare allo 01. Sì, ma una persona proprio torinese. 8. Sì. Poi un altro numero? Grazie. No, già finito. Tutto qui? Non c'è nemmeno un bippo? Quindi sull'elenco c'è un numero. La segreteria telefonica dà un altro numero, che però io insomma sinceramente non ho sentito perché l'ho abbuiato, ma se io potessi sentirlo, senza farlo sentire a voi perché preferisco evitarlo ciò, sì, vediamo se rifacendo questo numero riesco a prendere il numero in questione, me lo scrivo su un foglio, ecco qui c'è il foglio, io ripeto il numero, cerco di non farlo sentire a voi, ma lo sentirò io. Sì? Vogliamo sentire? Se riesco a fare ciò. Sì, proviamo. Studio Krishna. Sì. Grazie, ha detto. Non so se voi avete mica sentito niente, vero? Ho preso il numero, quello, l'altro numero, quindi andiamo a farlo. Sì. Insomma, perché se no come si fa? Già. Da un numero all'altro sballottati di qua e di là. Vediamo questa volta se riusciamo a metterci in contatto con qualcuno di vivo. Sì. Sì, no, per ora nulla. La presa di culo? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Senta, io... Ma io non la sento. Sì, lei non mi sente, ma io la sento benissimo. Mi sente? Malissimo. Lei è il mago? No. È lei personalmente il mago? No, faccio il segretario, il mago è una donna. Ah, è una maga. Senta, posso parlare con lei o devo parlare con la maga per prendere un appuntamento, per chiedere informazioni, come ho sentito nella segreteria telefonica? Ah, ho capito. Vabbè, se vuole un appuntamento glielo posso dare io. Sì, ho capito, ma volevo dire, posso chiedere un'informazione prima? Sì. Ecco, allora io avrei bisogno di una magia, insomma non so bene come chiamarla, perché una persona mi dà parecchio fastidio. Ecco, e io ho bisogno che questa persona la elimini dalla mia vita, insomma, ecco. No, ma Krishna di queste cose non ne fa. Krishna? Magia nera non ne fa. Magia nera, io voglio che questa persona muoia. Addirittura sì, e sono disposto a pagare anche miliardi, non importa. Addirittura sì, non mi importa niente, dato io veramente modestamente, ecco, però non sono riuscito mai a trovare qualcuno che fosse capace di fare quello che voglio, che questa persona sparisca dalla faccia della terra. Pago quello che volete, non importa, ho delle ville, do tutto, tanto me ne avanza sempre per me. Ho bisogno di sparparire questa persona, io devo levarmi questa soddisfazione nella vita. Ho capito. Senta, io le posso fissare un appuntamento con Krishna. Con Krishna? E poi eventualmente ne parla con Krishna. Sì, ho capito. Lei dove l'ha preso questo numero? No, l'ho preso dall'elenco io. Ho trovato cartomanzia, magia, eccetera, e quindi poi ho sentito la segreteria telefonica, non so, forse era la sua voce, mi sembra di riconoscere. Ma la sento pianissimo. Ah no, appunto, sentivo che davano quest'altro numero, ho preso il numero e ho telefonato. Niente, è una cosa del tutto casuale, non me l'ha dato nessuno questo numero, ma semplicemente io ho bisogno proprio di fare questa cosa. Guardi, io do tutto quello che volete, non importa, io devo togliermi questa soddisfazione. Mi fisso un appuntamento? Casomai le fisso un appuntamento. Per quando? Vediamo. Aspetta un attimo. Sì. Dunque, per giovedì pomeriggio?
Giovedì, questa settimana, cioè dopodomani? Sì. Ah, perfetto. Poi io lascio tutto, per questa cosa lascio tutto, qualsiasi cosa. Alle 17 le andrebbe bene? Sì. O 17:30? 17:30 meglio, grazie. 17:30 sarebbe Lei perfetto. mi deve dare solo il nome. Sì, mi chiamo Giuseppe. Giuseppe? Ecco, questo è il nome. Senta, sì. Per qualunque evenienza, sì. Non è che lei mi può lasciare un cellulare, qualcosa? Io preferirei di no, per i motivi che l'ho detto, tanto quando ci vedremo con Krishna, insomma saprà tutto. Vabbè. Per il momento preferirei, io lo chiedevo, possibilmente, visto quello che ho chiesto, io preferirei... Perché nel caso che noi non ci fossimo, io potevo avvertirla di non venire. Ha ragione, ma... Solo per quello. Vabbè, per me va bene lo stesso. Va bene lo stesso, io poi quando siamo a voce di persona dico tutto, va bene? Allora ci vediamo a giovedì alle 17:30. E l'indirizzo lo sa? È quello che c'è sull'elenco, se non sbaglio, vero? Sì, comunque ecco. via. Sì, al numero 42. Numero 42, sì. Sì, perfetto. Senta, allora ci vediamo giovedì. Alle 17:30, ecco, grazie, e la ringrazio anche perché lei è stato molto comprensivo. All'inizio mi ha detto una cosa, poi è tornato indietro, perché praticamente per soldi siete anche capaci di uccidere la gente. Grazie, molto gentile, arrivederci. Prego, una sega. Assassini, hai sentito? Avete sentito tutti, Avete notato? Vi siete divertiti? Avete avete avuto un moto di stupore? Sembrava la situazione ormai perduta, ormai che mi sfuggisse di mano, perché lei Krishna di magia nera non ne fa, ma quando ho parlato di miliardi e ville e tutto quello che volevano, le posso fissare un appuntamento, Sì, di merda, va bene, e non prendete i nomi di Krishna, Vishnu e questa gente qui che sono insomma su altri piani, Va bene, vedi com'è facile, non dico ammazzare le persone, perché questi non riescono a ammazzare nessuno con le loro magie, ma com'è facile farsi spennare da gente poco onesta, Va bene, lasciamo stare questo settore, perché insomma ci ha dato già subito al primo colpo una soddisfazione enorme, una prova di più che questa gente è così. Va bene, d'accordo, ora si va così, proprio dovunque, quantunque. Ecco, andiamo qui, via, forza. Vabbè, sì. Sono cose, ve lo voglio dire. Chiare, no? Già. Mi ha cambiato appena ho parlato di tanti soldi, tante cose. Aspetta Giuseppe, aspettalo, alle 17:30 di giovedì. Mamma mia. Che schifo. No, schifo, No, è schifo. Allora! Qui sembra non esservi alcuno? Algo elettronica, buongiorno. Buongiorno. Momentaneamente assente. Chi se ne frega? Per inviare un fax, iniziate la trasmissione. Sì. Per lasciare un messaggio, parlate dopo il beep. Sì, appunto, che cazzo vuoi la trasmissione? Scusa, Dai, vai col beep. Guarda, aspetto norma e regola, naccherino. Io la trasmissione è bella iniziata a mezzogiorno. Le già più di tocco e un quarto, sono qui che sto facendo il sondazzo. Ma che cazzo vuoi? Via, andiamo avanti. Dovevo lasciare detto qualche cosa, no? Andiamo da qualcun altro. La trasmissione dei fax. Dei fax, vabbè, lo stesso. Dunque, sì. Maghi? No, basta Maghi, perché tanto, guarda, è uguale, sono tutti così, quindi ne basta uno, un campione per tutti. Il segretario. Krishna! Sì, pronto signora, lei, insomma, latteria? Sì, non ci sento bene. È una latteria? Sì, è una latteria. Sì, no, perché ho visto sull'elenco latte e formaggi. Sì. Ho capito signora, senta, è aperta? Sto chiudendo, è ora di chiusura. È ora di chiusura? E dov'è? È lontano lei? No, sono vicinissimo signora, se mi guarda, in 3 minuti sono lì, perché ho bisogno veramente di ciucciare un po' di capezzoli signora, cioè lei, insomma, per via del latte.
Signora, andata via. Latte e formaggi, che schifo per fare chi formaggio, mamma mia, già tutto formaggiato. Va bene, ma basta con queste ditte o negozi, ma insomma andiamo da qualcuno proprio cittadini, comuni, via, vediamo chi si può vabbè, andiamo via, tanto è gli uguale. Sì. Lori. Come avete goduto insieme a me, quando quella ha cambiato idea e ha fissato l'appuntamento, Abbiamo goduto pur, insomma, schifandoci di quella persona e di quelle. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Krishna. Buongiorno, la sento malissimo. Non importa, l'importante è che ti arrivi il messaggio. Sono Krishna. Chi? Krishna. Guardi, forse ha sbagliato. No. Ha sbagliato senz'altro. Ignazio. Sei tu Ignazio? Sì? Parlo con Ignazio? Sì? Vedi che non ho sbagliato, Ignazio. Sì, hai sbagliato. Se tu sei Krishna, sei un grandissimo stronzo. Perché? Ah, è conosciuto questa Krishna a Torino. Non sei conosciuto? Richiamiamolo. Ma guarda me, ma che mi va a capitare? Roba da matti, Se sono Krishna sono grandissimo. Per quale motivo? Scusa, non ho detto niente di male, ho detto solo Krishna e che lui era Ignazio, non ho detto altro, che ho detto? Si vede? Allora. Sono Krishna! Bautista? Sono Krishna! E che vuole? Sì, per Ignazio! Ignazio vuole? Per Ignazio? Ignazio, sì! E chi è lei? Mio marito, questo era mio figlio prima che parlava. Chi è lei? Da dove parla? Mi ha detto una parolaccia, mi ha detto. Ah, e allora? Allora perché mi ha detto? Io non ho detto niente di male, ho detto sono Krishna. Vabbè, lui avrà capito una parolaccia anche lui, si vede che... No, dice no, se sei Krishna sei un grandissimo stronzo, mi ha detto. Ah, e lei che cosa vuole allora da perché uno si chiama Krishna. Ah. Ma lei chi è? La moglie di questo signore? Sì, signore, sì. Sì, signore? Sì. Senta, signora, ma lei è la moglie di Ignazio? Sì. Ignazio è quello che mi ha risposto prima? No, era mio figlio quello. Ah, è il figlio di Ignazio? Sì, mio marito non c'è, è fuori. Ah, non c'è Ignazio? No. Senta, io sono Krishna! E che vuole? Che cosa voglio? Ah? Signora, qui arrivano delle onde, signora, arrivano delle onde, stanno arrivando fino a lei, signora. Ah, e allora? Che facciamo dopo? Che facciamo dopo? Ah? Che facciamo, signora? Dipende da lei. O ci sta o non ci sta. Ci sta? No, io non ci sto, io sto solo con Cristo mio e basta. Con chi? Con Cristo. Con Cristo? Sì. Cosa fa con Cristo? Vado in chiesa, vado a pregare. Ma io parlavo di trombare, signora, è tutta un'altra cosa. Di per io ho pensato male, sa? Sì, no, appunto, sono Krishna, arrivano le onde, senta le onde, le sente le onde su tutto il corpo? Sente dei brividini su tutto il corpo? No, non sento niente io. Le onde le sente? No, non sento niente. Le sente, sì? No. Sì che le sente, niente. le sente, sì signora, senta che onde. Un'onda anomala, ecco. Devo dire a quel signore dei miliardi che abbiamo eliminato il suo nemico mortale e lui ci può dare miliardi di vite. Sì, va bene, senta. Oddio, è ancora viva! Anche dopo l'onda anomala, lei è ancora viva! Questo va bene, vada pure a farsi benedire anche lei e a me mi lasci in pace, va? Posso andare a dar via il culo?
Come? Posso andare a dar via il culo? A me non mi interessa della sua roba, può fare quello che vuole lei. Sì, lo so signora, ma il suo Cristo è contento? Ma che ne so io se è contenta? Io penso per me, poi lei pensa per lei. Come pensa per sé? Lei non può dire così, se ama tanto Cristo deve essere generosa e dare agli altri, faccia la buona samaritana. No, io do agli altri, se posso darlo, faccio del bene coi miei figli, ma no come quello cosa vuol dire lei. Scusi, ma lei come parla? Come parlo? Sì. Parlo sicula! Sicula? Signora! Ma io fino a prova contraria a Torino stavo telefonando. Va bene, va. Allora. La saluto, va? Signora Colonde! Aiuto, affoga, aiuto. L'onda è venuta su di me e mi ha ricoperto di merda. Era un'onda di merda, sì. E io ero Krishna, naturalmente. Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Ah, insomma, andiamo avanti, no? Sì, ecco. Sì, no, sì. Ho trovato un dentista, ragazzi. Che c'ho a fare io? A me piacciono i dentisti. No, mi piacciono, un cazzo mi piacciono. Voglio dire, telefonare ai dentisti. Sì. Sai, dentisti. Sono Krishna. Senti lì, ragazzi. Ma una cosa, una città magica, vero? Ma come sei incazzato? Buongiorno. Buongiorno, lo studio dentistico? Non sento niente. Non sente niente, aspetti che glielo metto più in fondo. Sente meglio ora? No, sempre uguale. Accidenti, aspetti che glielo fico ancora di più. Ora? Ora mi sente? Poco. Lo sente? Pronto? Chi parla? No, io sono un paziente del dottore. Sì, nome? Del dentista. Che nome? Gio Nerchione. Gio di nome, Nerchione di cognome. Pronto? Sì, pronto, mi sente? La sento malissimo. Mi sente malissimo, questo è un peccato. Mi sente qualcosa adesso? Ci ho messo anche le palle, non sente nulla? Che miseria, ragazzi. Ma io mi devo comprare una protesi. Non sento nulla ste donne, io vado lì tu, nulla. Insomma, bisogna richiamare. Eppure sono Gio Nerchione. Ma io lo so mio. L'ho richiamata, sì, addio. Ma che lo so io. E ci sguazza. Nulla, No, nel senso che... Scusi, dottor Agosto, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sente? Sì, adesso sì. Adesso sì, meno male, guardi, perché non riuscivo, urlavo. Io ho un male a un dente qua che mi si è gonfiato tutto, sa? Sì. Sì, qui sulla palla destra. Dove? Sulla palla destra. Ma la finisce? La finisco, mi faccia finire la trombata. Poverina, ma la finisce. E mi è rimasto un ficcare in dente della Nadia, anzi di Fatiha. Ah, Fatiha. Si lavora e si fatica, sì, certo, che labbra e bocca e c'ha quella fatica, ragazzi. No, hai visto che roba? Ma no, dico, hai visto, hai capito te? Hai capito? Nulla. Io ho trovato in Torino veramente un po' di tutto, Sì. Ma io vado avanti, figuriamoci, andiamo via, così, e che viene, sulla palla destra. Ma come può un dente sulla palla destra? Sì, me l'ha lazzannata. Sì, allora non ho bisogno del dentista, evidentemente, ma di altro tipo di... Dottore, non è un dottore questo qui, Sì, no, non è un dottore. Pronto, buongiorno, Berto? Sì! Berto, Quanto mi senta questa voce, mi fa venire quasi la nostalgia di non averti vicino. Chi è? Bravo Berto. Allora hai capito chi sono, No. Però ancora... questa voce ti dice qualcosa, Berto? Mi dice qualcosa, qualche amico sincero. Sincerissimo, guarda, più sincero di me... Non c'è. No, non c'è. Sono io? Com'è? Sono io?
Sì, siamo in due. Dimmi, chi sei? Guarda, mi piacerebbe che tu ti ricordassi il mio nome, ma a parte questo, Berto, sono passati tanti anni e in questi anni io sempre non ti ho mai dimenticato, mai. Ma sai che tu mi metti la malinconia addosso? Mi sì. fai sentire che sono ancora vecchio. A chi lo dici, caro Berto? Purtroppo gli anni passano, ma noi rimaniamo ancora dentro di noi giovani, Noi siamo giovani, noi. Siamo giovani. Di spirito. Io immagino che tu sei più giovane di me. Sì, io sono un po' più giovane di te. Ma molto più giovane? Sì, molto. No, ma insomma, ora, quanti anni hai tu? Ne ho superato io 82. 82? Io sì, ne ho meno, Lo credo. Sì, però... Ma se tu mi dici chi sei, mi fai piacere. Sì, ti ricordi i vecchi tempi... Dove l'hai fatto il militare tu? Io faccio militare ovunque tu possa mangiare. Ho cominciato da Brindisi, sì. da Gio del Colle, sono andato in Africa, sono andato a Perugia. E su, e poi ti sei trovato a Torino. Caro amico, Perugia, ti ricordi Perugia? Ma chi sei? Dimmi chi sei, per favore. Ci siamo conosciuti a Perugia. A Perugia siamo conosciuti? A Perugia. Sì. Ma mi stupisce questo. Ma sì, guarda, andavamo a donne insieme. Ti ricordi quella puttana di Perugia? Questa è una novità che non mi quella con mi quel bel culone bianco e cellulitico bella, Ma non mi aspettavo, aspetta per dire che c'è il caffè che bolle, momentino, non è? Sì, vai, il caffè ti bolle. Vai, torna. Ma quando torni non mi trovi. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.